Bentrovati a Centro Anch'io Speciale Storia della televisione italiana. Oggi siamo qui sul corso Zanardelli per il quarto nostro appuntamento. Siamo arrivati agli anni 70, tra poco ne parleremo con il professor Giorgio Simonelli, ma prima abbiamo intercettato il signor Bruno. Salve, buon pomeriggio, e Maddalena. Esatto. Buongiorno, e voi siete della città, della provincia? Della città. Sì. E io di Bergamo. Di Bergamo, va bene, le vogliamo bene lo stesso, signor Bruno. Grazie. Senta, e di che vi occupate? Io sono un medico in pensione. E io una bibliotecaria in pensione. Bene, siete così a spasso oggi qui. Sì. Allora, voi di televisione un po' ci capite, la conoscete, la seguivate? Poco. Indubbiamente eravate impegnati insomma nel lavoro. Siamo negli anni 70. Adesso vi do una serie di indizi, signori. Se pensate di aver indovinato il programma protagonista della nostra puntata, mi bloccate, altrimenti non importa. Allora, andò in onda il 22 aprile del 1977. Andò in onda sulla seconda rete, perché ancora non c'era Rai 1. Era nato come spettacolo teatrale, poi ripreso come evento televisivo. Fu il primo esempio di teatro di narrazione, 77. Ci fu una condanna da parte del Vaticano e il protagonista fu la lingua di invenzione, il Gramlow, e venne interpretato da Dario Fo con Mistero Buffo. Mistero Buffo. Bravo, Mistero Buffo di Dario Fo. Ne parleremo tra poco con il professor Simonelli dopo la nostra sigla. Grazie. Centro Anch'io. Bene, con Bruno e Maddalena abbiamo scoperto che il programma che abbiamo scelto per gli anni 70, correva l'anno 77 come abbiamo detto, è Mistero Buffo di Dario Fo. Perché? Perché intanto è il tipico programma del periodo della post-riforma, c'è stata la riforma del servizio pubblico e insomma la RAI tenta strade nuove. Una delle strade nuove è proprio il teatro. Il teatro, scegliamo Dario Fo come simbolo di tutti i grandi autori, i grandi registi anche di teatro che si impegnarono a fare televisione, perché la cosa interessante è questa: in quel periodo Dario Fo, ma anche Carmelo Bene, anche Strehler decisero che era il caso di fare televisione, cioè di trasformare il loro teatro, le loro regie in regie televisive. Ovviamente Dario Fo fu un caso assolutamente straordinario, perché il Mistero Buffo era anche un'opera all'epoca molto discussa, non conosciutissima, che ebbe un grande impatto e anche grandi critiche. Ecco, lo ricordiamo. Notate che questa roba va in televisione, la vedrete. Siete spaventati? No. Il mondo cambia, ve lo assicuro. Allora, Beh, effettivamente i funzionari RAI, scegliendo Dario Fo, sapevano probabilmente che qualche piccolo problemino l'avrebbero avuto, no? Beh, sicuramente anche perché Dario Fo ritornava in Rai dopo la censura di Canzonissima di tanti anni prima, tornava col suo teatro, che era un teatro ovviamente militante, però il Mistero Buffo era anche un'altra cosa, era anche questa grande riscoperta del teatro medievale, del Gramlow, di tutta una grande tradizione, anche una tradizione religiosa. Poi fu la religione che divenne il centro della discussione, ma era una discussione sbagliata. Il vero cuore del programma era la performance teatrale, era la teatralità, la messa in scena, la ricerca di un linguaggio del corpo, della voce, della parola. E poi credo che tutte quelle polemiche sono state spazzate via qualche anno dopo, quando a Dario Fo è stato dato il premio Nobel, perché il premio Nobel arriva a Dario Fo soprattutto per il Mistero Buffo. Quindi insomma devo dire che la RAI ci ha visto molto lungo, perché ha fatto un premio Nobel prima che fosse ancora premio Nobel e ha messo in scena un grandissimo spettacolo teatrale. Certo, però effettivamente all'epoca toccare alcune tematiche religiose però non fu... Questo era inevitabile, però insomma spesso succede questo, che non ci si concentra sui contenuti invece che guardare quello che è il linguaggio, che è la cosa più importante. Va bene, grazie professor Simonelli. Per gli anni 70 Mistero Buffo. Domani scopriremo il programma che è stato scelto da noi per gli anni 80. Arrivederci, grazie. A batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone.